Gloria al Signore. Vogliamo aprire la Bibbia, vogliamo leggere il Nuovo Testamento, l'Epistola di Paolo ai Romani. Leggeremo il capitolo 8, dal verso 28. Alleluia, gloria a te, Signore. Amen. Romani 8, dal verso 28. Amen. La lode vada al Signore, onoriamo la sua parola. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proposito, perché quelli che Egli ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te, noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello. Anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Poiché io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Amen? Possiamo dire amen? Gloria a Dio. Accomodatevi pure. Gloria al Signore. Viene definito questo passo che abbiamo letto come l'inno di vittoria dei credenti, perché noi credenti siamo vittoriosi. Amen? Amen. Siamo vittoriosi. Nonostante le apparenze possono indurci a pensare il contrario, che tutto ci vada male, che tutto ci vada storto, che abbiamo sempre che soffrire, ma gloria a Dio, noi siamo credenti di Cristo. Abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, quindi siamo vittoriosi, perché Cristo è vittorioso. Cristo ha vinto, vero? O no? Ha vinto la morte? Amen. Qualcuno mi dirà, ma come ha vinto la morte? È risuscitato, quindi ha vinto la morte. Alleluia, ha vinto il peccato. Amen. È andato puro e immacolato in croce, senza commettere alcun peccato. Alleluia, fino alla fine è stato il servo perfetto, il figlio di cui il Padre si è compiaciuto. Gloria al Signore. Adesso leggiamo qui ciò che l'Apostolo Paolo dice alla Chiesa di Roma, e dice così, incoraggiando, cercando di incoraggiare la Chiesa: ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Ci sta un bell'amen. Amen. Tutte le cose, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. Alleluia. Cioè anche le cose negative, anche le cose che sono in contrasto, tutto poi coopera al bene, perché interviene Dio che trasforma le cose negative
in cose positive. E dopo aver vissuto un momento di difficoltà, vediamo che poi vengono i momenti della benedizione. Perché questa è la vita del credente. Non sempre rose e fiori, non sempre cose positive, a volte abbiamo combattimenti da affrontare, difficoltà, però sappiamo tutte le cose cooperano al bene. Vogliamo nelle difficoltà presenti per fede vedere che sarà motivo, questa difficoltà, questo combattimento sarà motivo di vittoria e di benedizione per la nostra vita, per la vita della Chiesa. Gloria a Dio. Quindi sappiamo, abbiamo questa certezza interiore che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Ora, quelli che amano Dio, Paolo dice, sono chiamati secondo il suo proposito. Un'altra traduzione dice secondo il suo piano, un'altra traduzione dice secondo il suo disegno. Certamente mi sembra di capire che Dio ha un piano per la vita di ognuno di noi. Amen. Ma questo piano è di che cosa? Come è fatto questo piano? La scrittura ci dice, io ho per voi pensieri di pace e di prosperità, per darvi un avvenire e un futuro. Amen. Quindi i pensieri che Dio ha per noi sono pensieri di pace e di prosperità, un pensiero buono, un proposito buono, e questa deve essere la nostra fiducia. Amen. Servire il Signore non nel dubbio, ma nella fede, nella fiducia che Lui ha in serbo per noi cose belle, cose buone. Amen. Quindi ci ha chiamati secondo il suo proposito, perché quelli che Egli ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Cosa vuol dire questo? Qualcuno ha, creato una dottrina che invece non è biblica, no? Cioè quella della predestinazione. Qualcuno è predestinato e altri no. Non è questo. Il Signore nella sua onniscienza ci conosce prima, o no? Sa se lo accetteremo o meno, no? Ma ci dà sempre una possibilità di scelta, perché poi più avanti parla che quelli che ha preconosciuti li ha predestinati, ma li ha pure chiamati. Amen. Quindi il fatto che ci sia una chiamata ci dice che noi abbiamo una scelta. Alla chiamata si può rispondere sì o no. Amen. Chiaramente se noi scegliamo il Signore siamo predestinati, no? A vivere una vita nella salvezza, nella grazia, vero? Siamo predestinati a scampare l'inferno, le conseguenze del peccato e così via. Da questo siamo predestinati. Non è che il Signore sceglie alcuni di salvare, altri non li vuole salvare. Dio vuole salvare tutti gli uomini. Certamente nella sua onniscienza Lui è Dio, non ha la nostra mente. È vero? Lui vede il passato, il presente, il futuro, sa ogni cosa. È Lui che ha creato tutto. Ha creato il tempo, ha creato il presente, il passato, il futuro, ha creato il mondo, i mondi, l'universo. Gloria a Dio. Ha creato l'uomo, Lui sa ogni cosa. Certamente, se uno conosce il Signore, lo accetta, si incammina per un cammino di salvezza, di santità, per un cammino che porta al cielo. Amen? Alleluia. Quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. Grazie a Dio, perché abbiamo accettato la sua chiamata, siamo stati giustificati davanti al Padre, cioè perdonati, giustificati. Non è perché siamo innocenti, non abbiamo commesso alcun reato, ma siamo stati condonati, perché in Cristo Gesù c'è la grazia di Dio Padre, il perdono. Amen? Ha preso i nostri peccati, l'ha preso su di sé e ha portato in croce, e con il suo sangue ci ha lavati e ci ha purificati. Per quel suo sacrificio noi possiamo dire: sono un figlio di Dio. Perché abbiamo accettato il suo sacrificio, riconosciamo il valore del suo sacrificio, possiamo dire: sono un figlio di Dio. Amen? Alleluia. Quindi, che diremo dunque? Cosa possiamo dire più? Che diremo dunque a queste cose?
Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Che bella questa domanda. Alleluia. Paolo pone questa domanda, ma noi sappiamo la risposta, vero? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dio è per noi? Se hai accettato Gesù, se hai accettato la sua chiamata, Dio è per te. Alleluia. E ancora dice, colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma l'ho donato per tutti noi, Dio Padre, come non ci donerà Egli anche tutte le cose con Lui? Amen. Quindi vogliamo vivere una vita serena, tranquilla, vogliamo dire nulla mi manca. Come Davide, quando scrive il Salmo 23, e dichiara l'Eterno è il mio pastore. E perciò come conseguenza nulla mi manca. Tutto ciò di cui ho bisogno, so a chi chiederlo. Se Dio mi ha donato il suo figliolo Gesù, non lo ha risparmiato per amore mio, mi darà anche tutte le altre cose di cui ho di bisogno. Questa era la fiducia che aveva Paolo, questa è la fiducia che voleva Paolo avesse la Chiesa, e questa deve essere anche la nostra fiducia, anche se sono passati secoli. Perché il Cristo è uguale, non cambia mai. Amen? Gesù è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Gloria a Dio. E chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. È vero, abbiamo un accusatore. Chi accusa è il nemico. Chi accusa è Satana. Il diavolo è l'accusatore delle anime. E tante volte ci attacca e attacca la nostra mente facendoci pensare a cose che non dovremmo pensare. E a volte noi cadiamo perché non siamo ben saldi sulla roccia che è Cristo Gesù il Signore. Amen? Alleluia. Giovedì parlavamo di questo, vero? Dobbiamo costruire sulla roccia, altrimenti viene la fiumana, il nemico ne crea di tutto e di più per farti cadere, e a volte ci riesce, cadiamo, ma se siamo ben saldi, costruiti sulla roccia, e Cristo Gesù è la roccia, e potrà fare tutto quello che vuole, noi saremo lì sempre al nostro posto. Amen? Quindi chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Quanti errori ci vengono in mente, quanti sbagli. Alleluia, il nemico ti fa pensare, hai visto, non sei stato capace di resistere. Vai avanti, vai al Signore con fiducia. Dì al nemico, il Signore è colui che mi giustifica. Se ho sbagliato, confesso il mio sbaglio a Dio. E per mezzo di Gesù io ricevo il suo perdono. Amen? E vedrai che il nemico sarà confuso e deluso, perché nessuno potrà accusarci. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Amen. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Amen? Questa è la verità, gloria a Dio. Amen, che bello, intercedi per noi, Signore. Padre, vengo a te nel nome di Gesù. E Gesù è lì alla destra di Dio Padre e sta dicendo, Padre, questo è un mio figliolo. Io vivo nel suo cuore. Mi ha fatto entrare nel suo cuore. Ascolta la sua preghiera, la sua richiesta. Oh Padre, benedici questo mio figliolo. Questa è l'intercessione. Alleluia, non santi, non uomini, né madonne, ma chi intercede per noi è Gesù Cristo. Alleluia, Gesù è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ma da parte nostra, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Pone una domanda, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Molti all'inizio servono il Signore, sono chiamati,
tanto fervore, tutto fumo e niente arrosto. Alla prima difficoltà, alla prima ondata, alla prima prova, si sono dimenticati di tutte quelle emozioni che hanno provato. E lo abbiamo visto, vero? C'è stato il Covid, tutti spariti. E non si vedono più. Gloria a Dio. Ma come? Era così bello. Sì, ma c'è stato il Covid, chiami. Il locale è piccolo. Ho paura. Vedremo poi dopo. Il tempo è passato, ma... Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà il Covid? No. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'incontro con un'altra persona? No, niente, nessuno mai. Potranno separarci dall'amore di Cristo. Amen. Paolo dice, sarà la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Chi ci può separare dall'amore di Cristo? Nonostante il pericolo, nonostante la spada, nonostante la persecuzione, nonostante l'angoscia, nonostante la tribolazione, noi vogliamo essere lì, al nostro posto, per professare e manifestare la nostra fede in Cristo Gesù il Signore. Perché niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio. In Cristo Gesù, vero? Alleluia, è scritto, come è scritto, è un passo del Vecchio Testamento, dice, per amore di te noi siamo tutto il giorno messi a morte, viviamo sempre nel pericolo, siamo stati considerati come pecore da macello, il popolo di Dio è sempre stato perseguitato, lo sarà ancora, lo sarà sempre, ma rimane il popolo prediletto di Dio. Amen. Gloria al Signore. Paolo dice in tutte queste cose, in tutte queste sofferenze, nelle tribolazioni, nelle angosce, nelle persecuzioni, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. In virtù di colui che ci ha amati. Io sono persuaso, io sono convinto, dice l'Apostolo Paolo, e la convinzione dell'Apostolo Paolo deve essere la mia e la tua convinzione. Dobbiamo avere la stessa convinzione dell'Apostolo Paolo. Io sono convinto che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio, Amen. Che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Abbiamo questa convinzione? Gloria a Dio, alimentiamola. Non facciamo in modo che questa convinzione poi nel tempo sbiadisca e poi ci troviamo ad essere così deboli da cambiare subito convinzioni e atteggiamenti. Il Signore ci ha chiamati per servirlo. Il Signore ci ha chiamati per essere Suoi testimoni. Il Signore ci ha chiamati per manifestare la Sua gloria e la Sua luce in questo mondo. Il Signore ci ha chiamati per chiamare altri e portarli a Lui. Alleluia. Amen. Alleluia. Dobbiamo farlo per amore e per riconoscenza verso di Dio che è fedele verso di noi. Amen. Verso Dio che non ha risparmiato il suo figliuolo. Ce lo ha donato. Ora Cristo è nostro. Amen. Amen. Alleluia. E noi siamo Suoi. Amen. Alleluia. Quindi vogliamo veramente consolarci con queste parole, vogliamo trovare forza nel Signore, nuove convinzioni, perché non siamo perdenti. Molti vogliono scoraggiarci, dicendoci, ma siete pochi, siete in pochi, siete in pochi. Gloria a Dio perché i pochi possono fare grandi cose, nel nome di Gesù. Pensa se fossimo in tanti. Già 12 uomini hanno sconvolto il mondo, vero? Portando il lieto messaggio del Vangelo. 12 erano uno, rimasti 11, poi è stato aggiunto un altro ancora, Mattia, ma gloria a Dio. Quelli erano gli apostoli. Si sono divisi, separati, annunciando l'Evangelo, e sono nati focolai qua e là, la testimonianza è cresciuta, vero? Gloria a Dio.
non hanno potuto fermare Gesù, non hanno potuto fermare i 12 e non fermeranno neanche noi, che siamo la Chiesa del Signore e siamo coloro i quali stanno continuando quell'opera che Gesù ha iniziato, che gli Apostoli hanno continuato e continua ancora oggi per mezzo della Chiesa. Gloria a Dio, a Lui sia la lode e la gloria. Amen. Andiamo a chinare il nostro capo.